Entro mercoledì prossimo chi ha aderito all'offerta di transazione della Popolare di Vicenza o di Veneto Banca sarà rimborsato ed è un'operazione che vale mezzo miliardo di euro. Popolare di Vicenza ha comunicato in una nota di rinunciare alla sospensiva sul raggiungimento dell'80% delle adesioni e metterà mano al portafoglio pagando il corrispettivo dell'offerta pari a 192,8 milioni di euro dopo le adesioni del 71% delle azioni. Contemporaneamente Veneto Banca ha comunicato di aver fatto la stessa scelta e aver raggiunto il 72,6% del totale degli azionisti per un totale di 248 milioni e mezzo di euro. Un segnale forte che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Mi lasci anche in questa occasione ringraziare tutti coloro evidentemente che hanno aderito. Ora in ballo c'è la ricapitalizzazione. Il presidente Gianni Mion ha espresso ottimismo sul tavolo aperto alla BCE per la ricapitalizzazione. L'istituto ha superato l'esame scritto così da venir considerata solvibile dalla BCE. Se passiamo questo esame per l'ingresso dello Stato nelle banche potremo finalmente cominciare a lavorare al piano. L'auspicio è evidentemente che i tempi siano veloci, però sono veloci perché evidentemente bisogna evitare che le due banche restino in una situazione di incertezza per troppo tempo. Un piano che punterà al taglio dei costi con i minori effetti possibili, spiegano i vertici dei due istituti di credito, che arrivano anche a dire che l'obiettivo è non fare macelleria sociale. Sulla tenuta occupazionale proprio ieri era intervenuto anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che l'aveva indicata come priorità in questo momento. E oggi sul tema banche è intervenuto anche il ministro all'economia Piercarlo Padoan, sottolineando che la questione sofferenza è complessa, ma è gestibile con misure sia di sistema che specifiche.